Signori, buonasera, buonasera a tutti. Allora, com'è andata? Avete letto il nostro Pinocchio? Adesso poi magari sento anche qualcuno di voi. Però io comincerei con il 10° capitolo, perché adesso i capitoli si fanno un pochino più corposi, quindi è importante riuscire a leggerli tutti e tre insieme. Poi dopo sento voi se avete qualcosa da chiedermi e anche se avete voglia di leggere o tradurre qualcosa che abbiamo fatto fino alla settimana scorsa. Cioè fino a oggi, per la verità, non fino alla settimana scorsa. Quindi possiamo partire. Allora, capitolo 10. I marionette riconoscono sopra degli Pinocchio e che fanno un tour de feste. Manda il più bel, assalta quel che fa balai giù e Pinocchio riscia e fa una brutta figlia. Appena che il Pinocchio l'andac de dating del baracù, gli è succeduto il 48. O si pare l'era tirasse e spettacolo appena cominciato. Sulla scena l'Arlequì e il Graela era Andrea Rognà e il paria che di momento con l'Oter i sei saresti capaci a Pön e a Tarelade. Vi faccio notare questo Graela. Graela è la traduzione bergamasca di Brighella, però voi avrete anche sentito utilizzare Graela come cola Graela. In effetti è così, la cola Graela è una colla bianca, esattamente come è bianca la livrea di Brighella, e soprattutto è una colla appiccicosa. Graela era proprio sé, il mestrale de Pertoci Cantù, quindi si appiccicava alle persone, per cui la colla Graela viene proprio da lì. Ol peuple, di cantat, ascoltati d'ulè, che si adredet cititoi, compagni più fedesi stati persone del debut. All'improvvisa, smettì di recitare, ultat la set l'ha cominciata a usare, ma sul destro dorme a mo', che Zolanfon, il mio Pinocchio. Ma lei Pinocchio se poter, ha rispondito il Graela. Se è propriamente a lui la siglat la sciura rosaura, che la smiciava di quinte. Le lui, i se metti dre usatoci insieme ai giuppi, saltai fode dre la scena. Le il nostro Adelina, il Pinocchio, viva Pinocchio, viva Pinocchio. Pinocchio, aggadì l'Arlequì, e sono imbarata che non ve brasaffò. E lui, dopo d'essere saltato in di prim post e poi sulla crapa del maestro di musica, corse verso il palco. Figuras che brasaspò, che basassò, che scrapade, che sgombetate, che spisigate de passiù, che la sedaccia, che la compagnia. Io, se tu non stai fermo, io non sono tranquilla. Che la sedaccia, che la compagnia del Crape e dei Legni. Vi faccio notare che il bergamasco ha necessità di aggiungere un avverbio. Noi a Bergamo, in italiano, scusate, diciamo che abbracciarci o abbracciarsi, oppure baciarci o baciarsi. Il bergamasco ha necessità di mettere un avverbio in più, che brassaspo, che abbracciarsi fuori, cioè proprio circondare una persona con le nostre braccia e baciarsi su. L'abbiamo già detto questo, l'abbiamo detto la volta scorsa, l'aso, basas. Forse Arda Gabè gli avresti più di fare neanche il Mabù, avrebbero fatto piangere. Ma la Zet, che le era pagato il biglietto, l'ha cominciata a tontognare e a lamentare sempre più forte. Inacco la commedia, inacco le operine. Fadiga inutile, perché le era compagna di parlare col mur. I Berati è seguitata a fare dei giongina al dope e cargazzo il Pinocchio sulle spalle e l'ha portata proprio denac ai lus della ribalta. Questo giongina oppure giondina o giungina, possiamo mettere quello che vogliamo, viene usato anche in veneziano, è il veneziano, giondar, far gionda, lo dicono anche in veneziano e lo dice anche il boccaccio, far goghetta e gionda, vuol proprio dire divertirsi, divertirsi proprio scapricciarsi, ecco. Ma in quel momento che compare il Leo Mangiafoc, o il padù della baracca. L'era una masalta brut che fa pura. Alghera una barba nigra compagna dell'inchioster, è tal lunga che la toccava a terra, in maniera che quando camminava, alghe pestasse coi piedi,
Alghiera la bocca grande come il furen e gli occhi gross come due cerni. In di mal portava una frösta faccia su de serpenti e de cue de volpe ligate insieme. Guardate anche questo, faccia su. No? Noi diremmo in italiano fatta, in bergamasco fatta su. Tosto che ha figurati sto diavolo, gli ha parlato più di su, che spiudia senta sgulare una mosca, che poi giopì masce femme, i tremà compagni de foglie al vento. In che maniera se veni che ha portato il diavolo nei teatri, al gadomandà con la sua us de or confregiata al Pinocchio. Al crede per l'ustrisem che la mia staccia colpa mia. Se adesso che la stasera poi farà sui conci. Difatti, finita la commedia, al mangiafoc, perché i se si chiamà, le indagini della sua cucina, dopo che si era preparato per cena più bel cavret, che girà ad agì su un mena rost. Che bello questo mena rost, gira arrosto, mena rost. E siccome che gli mancava il bel tocchetto di legna per finire falcus, chiama l'Arlecchia il Graela e dica, sa, porten che giopita cassa il ciò, che me par fa il su de legna bella secca, abetal sul peu se farà dentro una bella fiammata per non disnà. L'Arlecchia e il Graela e lui lì a tirarsi in dre, ma dopo un'oggiata del sopradru, gli è indacciato il Pinocchio e gliela porta lì. Lui poi al buligà come un'anguilla e busà, tata, salve, le mie amore. Guardate questo bello, questo buligà, si dimenava, ma proprio ci dà proprio l'idea del movimento dell'anguilla. Bene, siamo al capitolo 11, capitolo 11. O mangiafoc l'istremuda e gli perduna al Pinocchio e lui dopo al salva della morte o il suo amico Arlecchino. I sto mangiafoc apparia un orco di che mia de no, suertot perché la barbuna nigra che gli era e che, compagni che la fedè su scosal, la che quarciaso stomac, la panza e i gambe fino intera, ma in fonte l'era miegna cattiva. Tacché, quando se esta rialesto poi Pinocchio che gli scricà i dec e gli sbatia della pura, entata al busà, le mia meur, la comença subito a senti in golo il gruppo de compassione e dopo dei resistiti un po' al ghepioriata faghela e la stremudà come se gli proprio bel fregiur. Allora l'Arlecchì, che fino a quel momento l'era restata piegata in due e con i mandichei per la disperazione, al gadì te conteta al Pinocchio. Te, stasera lega la stremudà, al vuol dire che te ne fai pietà e oramai te le scampada. Perché bisogna sapere che il mangiafoc, a differenza del treccio tromen, quando viene al magù invece dei pians li stremudà. Dopo degli stremudati, però, siccome che il Giulia mia faet che era il cœur mulsi, con la brutta ghegna al gausalla al Pinocchio, mo che la bocca de pians, perché a caregnai sete, me fai bene sgar via la bocca de stomac, che squase, e so stremudamo do volte. Fai proglia, dice il Pinocchio. Grazie, e la tua mamma è totata che io mo, o metata se, ma la mia mamma non mai conoscita. Figurarsi al totata come che dispiaceres se il gas degna sai che il vie buttato in del fuoco. Porveccio a lui, compatese, e esostremi da 3 volte di fila. Fagli pro, grazie, del resto tocca compatimi un po' a me, e detto no che ho bisogno di un altro toccare di legna per finire di fare sul me cavrei. E te dighi la verità, te mi avresti proprio fai comodo. Pota oter, oramai l'endace ai sé, al tuo posto, bötero detto qua giù più di me. Poi, guardi, a sto ur del mangiapö, vi accompagni le due carabinieri de legno, long e magari in pec. Col sobrao capel sul co e la sobrao d'urlindana di ma e la spada. Allora il dice a lui, sa, porten che l'Arlecchì, li gelse be e metti la brusa sotto al merost, öl che si è sbel coach. Figurem l'Arlecchì, al sé talmente stremì che gli accelliti gambe e le burla zontera compagni di una bora. Pinocchio, che gli era il cœur granti sé, al senso ciata il pe del mangiafoc, e sua pianos, è entrata al pregà. Pietà, sciur mangiafoc, che ne mia di scior. Pietà, sfiur cavalier. Guardate questo cavalier. Cavalier per cavaliere. Attenzione che noi in bergamasco chiamiamo cavalier senza la i bacchi da seta, proprio per quel loro muoversi esattamente come se fossero su una sella. Che genegna di cavalier.
Pietà sur comendadur, che genemia di comendadur, pietà selenza. Quando si è sentita chiamare selenza, al mangiafeu, gagni la bocca dolce come il succhilla mele, ed è intatto in du traccio, umania faccia, al ga domandato. E allora cosa le resta di me? Ve domande la grazia per poi rarlechi. Guardate questo dolsa come il succhilla mele. Cos'è il succhilla mele? Allora, il succhi è la poppa. A volte si dice di donne particolarmente prosperose, la gado belle cerche. Ecco, il bergamasco non è affatto né scurrile né volgare, niente, si dice. Il succhi vuol dire la tettina del miele, quindi gli viene la bocca dolce perché ha succhiato alla tettina del miele. Gemia grazia che teni, se toschi a te, bisognerebbe che metti lui sul fuoco, perché il meros al gadè scoccia punti. E allora l'ha usato il Pinocchio le SMP e betat de banda al so capelli de mol de pa. Allora al somè qualche l'elme doer. Se guardie, li gem se be e mettem a brusar sotto al cabret. Le mia giusta che il poi arlechi la mispio e carche go al gabbie della saga per me. Ah, senti se teci giù piso a pians. E i pianzia poi carabinier compagni de besuti. A casibè che fedes de len. In principe il mangiafeu le resta lì de preda, ma a poco le tornata a stremidà e slargac poi sobra social che dice al Pinocchio, che se proprio il gran braus c'è, vecché ad ami bel basin. Al berechi che mi stai bisogno di dighe dolte, le rampasseux svei come il razzo la barba dell'uomo su, e il gappientato i basultude che scioppa proprio sulla punta del naso. E allora so liberato un po' a me, la domanda all'Arlecchi che il tremamo, compagni del Ghesa Tevra. Se, può a te, pazienza, per stasera mangerò la messena mesa cruda, ma un'altra volta. A ste parole, te ci berati che era lì, e curici ampie se l'uomo e le cerne, per fare il festù, ma de che hai deluso, e gli andaci a saltare e a balà fino alla mattina. Volete dirmi qualcosa a proposito di questi due capitoli che abbiamo letto? Qualcuno ha qualcosa da chiedere? Qualcuno ha voglia di leggerne un pezzettino? Non li sento io. Io ho una domanda. Perfetto, chi sei? Chiara, buonasera. Sera. Che cos'è compagna che la fodes uscosal? Come se fosse un grembiule. Compagne qu'elle faisait plus scosal. Ah, ok, perfetto. Grembiule, come Grazie. grembiule, prego. Altro? Accasibe cosa vuol dire? Vuol dire sebbene, anche sebbene. Vedete che il bergamasco aggiunge sempre qualcosa. Ac asibe, anche sebbene. Noi in italiano diciamo sebbene e basta. Prego. Sempre Chiara, un'altra domanda, pardon. Sì, Capitolo precedente, De Orco infregiat al Pinocchio. certo. Infregiat. Vuol dire raffreddato. In bergamasco il raffreddore è il fregiur, che al fregiur è un infregiato. Grazie mille. Una domanda io? Sì, Pietà Selenza. pietà, eccellenza. Ah, eccellenza. Va Ecco, bene, grazie. prego. Avrei dovuto saperlo. Chi sei? Sono Mario Cornali. Ah, benissimo. Qualcuno vuole leggerne un pezzettino? Se non avete oppure andiamo avanti. Andiamo avanti Andiamo avanti. col Professoressa, XII. professoressa, Sì, posso parlare? certo. Allora, io sono pugliese, sono Rossana Putignano, non so se sono pronta per leggere, però volevo provare un po' con lei. Sì, va bene. Vogliamo... allora, facciamo una cosa. Finiamo l'ultimo capitolo e poi torniamo indietro e leggiamo i capitoli che avete già passato. Ah, ok, No, ok, un pezzettino. Va bene?
Dopo leggiamo? Dopo leggiamo. Ah, ok, va bene, grazie. Leggiamo l'ultimo capitolo, poi torniamo indietro. Va bene, Ok, brava, grazie. grazie. Allora, capitolo 2. Ecco qua. Il mangiafoc al regala sic bei palancudor perché vi porta il suo padre. E invece il Pinocchio se la s'ambroia su, guardate ancora qui, imbrogliare, noi diciamo imbrogliare, in bergamasco imbroia su, della volpe e del gatto, e che va a lui. O il de dopo, o il mangiafoc, al ciapa de banda al Pinocchio, e gli domanda, come se ciamelo il tuo padre? Geppetto, e che mestier fa? O il può armarte? E guadagna il be. Sì, che il tanche le ha sempre di che mai un carsela. Guardate questo carsela al posto della scarsela. Abbiamo usato una forma contratta. Al pense illustrisem che per comprare il silabare a me, la indica gli strase che il giché che gli randos. Poeta lui, me fa compassione. Ciapa che si palancuc d'orche, porteghe e dica che ti dac me e saludem il for. Pinocchio, che gli sta più di pan per la contentessa, alla desmetia più di ringraziare che il budiao du mangiafoc. E brassac poi basac a u, tutti giochi, senza la Sandregna e i carabinieri, le partì per tornare alla ma l'era fac poc pas che proprio sulla via Coleu l'incontro è una volpe sopra du pe e un gatto orbo de töc du ioc. Buongiorno, signor Pinocchio, la dice la volpe tutta cerusa. Guardate che bello questo cerusa, vuol dire cerimoniosa, no? Con bella cera. Come feta sai il menom? Domanda Pinocchio. Conosce bel tuo padre? E come faccia a conoscere? Lo esti e denaccia la porta della sua casa. E cosa vedrei a fare? Al trenare del frecce perché le rammane de camisa. Oh, povertata, ma se Dio a partire in quel desmetterà de tremare. In che maniera? Perché messo dentro più scioras. Te scioras, la dice la volpe, che l'era attaccata al grignunare da dre. O il gatto al grignato a lui, ma per far smietto via, al fa apparire petenarsi barbis coi zanfi denacci. Gemiata de scherzà o terdù, al salutatin del Pinocchio per malus. Me dispiace tant de far venire in su, ma che se li capila, iesi belle palancune d'ore, e del di sé e attracce fuori scarsela. Guardate questo venire in su, vuol dire far venire l'acquolina, ma non l'acquolina, quella che si prova quando si vorrebbe mangiare qualcosa che amiamo molto, no, l'acqua acida in bocca. Come se avessimo mangiato il limone, perché loro rosicano, visto che lui ha 5 monete d'oro. Appena sente le assunà, alla volpe che sendri sa de colp la gamba che la paria stropiada, e al gat che se dervita all'improvvisa töc du ioc, ma gli sarà fondi un amen, tacché il Pinocchio se ne rincosì. E adesso la domanda alla volpe, cosa le può fare de ste monete? Prende te e le comprare il bel che ne fa fitata. Te d'ore d'argente col butù de brillanci. E dopo e le comprare si lavare per me. Perché? Certo, perché io le andare a scuola e mette sresto di Adelina. Se arde ma mela, dice la volpe, per la passione di studiare sono diventata sopa. E mela, dice il gatto, che per la passione di studiare sono diventato orbo de tuoi due. Intanto, più bel merlot bianco, che l'era lì a polere sul capo della strada, la casa folso ers e la dice, state in Pinocchio, de daga mia tra a che chi vuole inturciasse di una foglia di osmani, perché dopo le trozzarde. Adesso torniamo indietro un attimo, perché volevo farvi vedere la foglia inturciasse, attorcigliato, ingarbugliato, involtolato, di nuovo, in una foglia di rosmarino. L'osmani è il rosmarino in bergamasco. Il silabare per me, nient'altro che mi sembra sia difficile da capire. Va bene, allora andiamo avanti. All'esmia dice, o gatto con du salt al gheranata dos e la trengotit coi penete senza dare al te de digna be gna se. Dopo dei le cazzo bei barbis, è tornata a fa l'orbo come prima.
Ma poi la bestiola, la dice Pinocchio, cosa te ne faccio de mal per trattare in quella maniera lì? O faccio per farla imparare, a me mi ha detto il becking di discorso di Otter. Era quasi a metà strada quando la volpe, tutto in due tracce, la si ferma e la gli disse. E le fa le denta o dopo i tossi il palancune. Ah? Dighe, e le rese mia invece le sigma rengu, igen sento, mela, desmela. Magari, e come sfai? Sfa la svelta. Invece di andare a toccata che avreste den con note. E dove me ne rese? In del paese di Loc. La Locco, Loc. Noi lo usiamo per dire uno sciocco, uno che è uno sbadato, uno sciocco. In realtà è un rapace, tra l'altro molto intelligente, come sono tutti i rapaci. Pinocchio ga pensasse il tantì e poi dopo la dice. No, grazie, io le miei. Ormai sono per facà e il metà le direi aspettando. Chissà poi il vecchio come la strempiati era ed è mia aria. Pota mi ha messo il ludro di uscet. Grazie Rossana da Putignano, grazie molte. Perfetto. E il gri che parla il ghera resù quando il medisia, i petei disubbidienti, non lo vedo più, i petei disubbidienti, i gavrama i bea sto mondo. E me lo croasse la me pel perché mi è capitato de tot e poi ieri sera in casa del mangiafuoco ma dove me è sgriso appena pensava. Allora te proprio mia è per te l'ha ripetito il gatto. Pensa che sei bella di la volpe se te mi dare una pesata alla fortuna. Alla fortuna l'ha ripetito il gatto. I tomare in gudori indomai per dare svers dumela l'ha ripetito il gatto. Ma è mai possibile che dente se tance, l'ha dice il Pinocchio che il perdia la baeusa per la curiosità. Te li spieghi subito. Bisogna sapere che nel paese di Loc ha un bel cap che te ci la chiama la fara. Ho perso il testo. Ti chiedo di scusarmi. Eccoci. Te li spiego subito. Bisogna sapere che nel paese di Loc ha un bel cap che tu ci la chiama la fara, proprio di fronte alla chiesa di Santo Agustino. Se te fedete una bella busina anche il cap lì e te che botte il de magari appena il palancu, te fedete una bella busina anche il cap lì e te che botte il de magari appena il palancu. Dopo te quarce la busa con un po' di terra, te la sbrofa su con due idee di acqua di fontana, te che mette su una bella presa di sale e te andate in lecce a dormire. In tarda de noce, o il palancul cres al böta e alla mattina quando te torni in del cap, te trovate una pianta tutta piena di monete d'oro. Vi chiedo di confermare se sono riconoscibili. Perfetto. Pota, ma allora si è messo tre i messi palancun del cap, qua c'è per il resto ando, ma a ma fa la svelta fa sul cunci, la dice la volpe che la canta coi dici sul naso. Met che ognuno fa che sic, guardate il conto che fa la volpe. Sic per 3 e 14, domani sarai 2000 e sic bei l'öster in chiccheracci. Ma voi che bella appena che avrò reguiti i marengu, 2000 e tegni me, e sic sento vi regali a Oter. A Noter, la rispondi la volpe, ma Noter ha l'aura mia per interesse, ma per fare diventa sciori Oter. Io Oter l'ha ripetito il gatto. Che brave persone, l'ha pensato il Pinocchio. E le smentegacci in due colpi, oltata, la giacca che gli era intenzione di comprare e poi si labare, la dice per suas. Don peu, e ne con vote. Bene. Domande su quest'ultimo capitolo che abbiamo un po' distrattato? Una domanda strana. Sì. Cos'è la fara? La fara è il campo, quel campo che adesso è stato un po' trasformato in campo da calcio perché i ragazzi vanno lì a giocare, alle spalle della chiesa di Sant'Agostino.
prima di salire dalla via per arrivare a San Michele al Pozzo Bianco, sulla destra, davanti al ristorante La Vendemmia, c'è proprio questo campo enorme che si chiama La Fara. Grazie. Prego. Che è la buca che è stata riempita con le macerie di guerra. Certo, certo, certo. Buonasera, posso fare una domanda sull'ultimo capitolo che ho due parole che non mi sono chiare. Sì. Allora, le ossere in chiccheracce vuol dire lustri e presentati in una chicchera, una tazzina, come una cosa preziosa, addirittura messi in una tazzina, portati su un vassoio d'argento. Grazie. E persuas? Persuaso. Grazie. Convinto. Qualcos'altro? Le chicchere sono le tazzine, esattamente. Sì, l'uno, ma possiamo anche fare quelli della volta scorsa. Non so come... Sì, sì, sì. Una curiosità, sono Anna Maria dalla Spagna. Diceva Dusidei, che sarebbe due secchi, cioè il plurale di Sidel. Sidel singolare, Sidei al plurale. Sidel singolare, o il Sidel, i Sidei. Ma spesso oppure sempre quando una parola in spagnolo, in bergamasco finisce con el, perde la L e arriva la I al plurale? Per esempio sgabel, sgabei? Sgabei può essere, però non è detto. Non è una regola. Adesso mi viene in mente l'aggettivo bel, bei. Sì, spesso, ma non è assolutamente scontato. Assolutamente obbligatorio. Ho capito, grazie. Non mi mette niente per farti un esame. Sì, vedei, fradei. Mi vengono tutte quelle lì, però no, ce ne sono anche delle altre che hanno un altro plurale. Va bene, grazie. Possiamo cominciare a leggere, avete voglia? Qualcuno ha voglia di leggere un pezzettino? Ditemi che capitolo volete leggere, che vi è piaciuto magari. Io sempre. Tu sempre, perfetto. Allora dimmi che capitolo vuoi, ti piace qualcosa? Quello che vuoi tu, anche l'ultimo pezzo, non lo so. Quello che voglio io. Torniamo indietro ai capitoli della volta scorsa, quindi siamo arrivati fino al 9. Possiamo prendere qualcosa dall'8. Ce l'avete voi? Qui c'è il capitolo 1. Lì c'è il capitolo 1, sì, ecco, sì. 7. 7, va bene anche il 7, va bene. O il Geppetto, scusami, ecco, perfetto. 7. Pinocchio che è il vero ci impastaccio. Partiamo. O il Geppetto torna a ca e il che dà la sua povera pitanza al Giopì. Va bene. Pinocchio, che il ghera moio ci impastaccio de son, era mia esnia mo i sopè brusac. Tosto che l'ha sentito la us del suo padre, l'è saltato in pe per der vegalös. Ma che mia riata sta su e l'è borlato intera lonche tracce. En del borlasò la faccio con stes bordel che la farei sul montù de legna bettata su del quimpia. Dervendoca al vusao il Geppetto. Tata, pede mia, in che maniera? Non riesco, c'è Lorenzo Paganelli che scrive. Hai ragione. A Lorenzo Paganelli rispondo che cucugnat vuol dire accovacciato. Va bene, sei arrivata in che maniera? Perché lui mamma... In che maniera? Perché ergu i mamma ya via i pe. Ma chi sarà ristacci? Basta. Torna Andrea e traduciamo. Allora, il Geppetto torna a casa e dà la sua povera pietanza al Gioppino.
Pinocchio, che aveva ancora gli occhi impastati di sonno, non aveva ancora visto i suoi piedi bruciati. Appena ha sentito la voce di suo padre, è saltato in piedi per aprirgli l'uscio, ma non è riuscito a star su e è caduto in terra lungo, come si dice? È disteso. Lungo disteso, esattamente. Bravo. E nel cadere giù ha fatto lo stesso bordello, lo stesso rumore che farebbe un montone di legna buttata giù dal quinto piano. Aprimi dunque, gridava Geppetto. Papà, non posso. Perché? Perché qualcuno mi ha mangiato i piedi. Perfetto. E chi sarebbe stato? Il gatto? Qualcuno che vuole andare avanti? Grazie Anna, grazie molto. Qualcuno vuole andare avanti? Chi sarebbe stato? Dai. Io andrei avanti volentieri se... Certo, chi sei tu? Io sono Edoardo. Antonella. Ah, va bene, scusate. Lascio andare te, Antonella. Va bene, chiunque sia, va bene. Vado io. Adesso ho perso il filo. Ah. E chi sarebbe stato? Olga de Sigur, l'ha rispondito il Pinocchio, che il vedia Olga del zoga con po' barbai. Derve, ma la svelta, se de no, quando egne te ede. Pota, gherie mia sta so, per martere a me. Mi toccherà andare in giro con cugnaso, sui genoc per tutta la età. C'è Zenuc, guarda che c'è la diere. Genucci, è vero, Genucci. O il Geppetto, credendo che il Giobì al fesso il pianzò per Tölinturen, la fissade te alla fo, le rampasse per la muradela e le passate della finestra. Basta. Traduciamo. Allora, e chi sarebbe stato? Il gatto, di sicuro, risponde Pinocchio, che vedeva il gatto che giocava con poche farfalline. Pochi truccioli. Truccioli, sì, le farfalline avevi spiegato, infatti, dei truccioli. Aprimi alla svelta, altrimenti quando vengo dentro vedrai. Ma non ci riesco a stare in piedi, a stare su. Povero martire anch'io. Mi toccherà andare in giro, come si dice, cucugnate. Vuol dire raccolto, in questo caso è meglio dire piegato sulle ginocchia. Piegato sui ginocchi per tutta la vita. Geppetto, credendo che il Gioppino facesse il piagnucoloso per prenderlo in giro, ha pensato di finirla e quindi Rampasso prende per andare sul muretto, si è arrampicarsi sul muretto e passare dietro dalla finestra. E passa dietro la finestra. Perfetto. Qualcun altro? Qualcuno che mi aveva detto io? Scusate, sì. Eccomi. Bene. In principio volia dagen uster, ma quando la estol soccet slongazzo on terra e presenta senza pe, che dispiesita faccia. Dopo dei ciapati in bras, l'abbrassat fo e bassat che la fenia più, intant al pianzia il gadisia, puer bambiate, come può faccia brussati pe. Potal somia me, ma l'era una noce d'infern. Il tornà il somelga a me, ghere fame allora, o gri che parla al madic. La testa be, brut cattiv che te se. E mego dic, sta attent, sta attent te, de famiglia de intabreti. E lui la dice. Te sei una crapa de lein e mego che sa drel martel e lui è mort ma
la colpa la so, perché Meulier mi al copal, tat cometit zona pignatina, sola sender colda, mal pulzile scapat fo e la dic. Il titaga be, il titaga el me salude, El me salude. litaga. Aha. El me salude i so de ca. Intanto me crescia la fame i se che il vegeto con la breta de noc. Fermiamoci qui. Me salude i Ecco. so de ca. Torniamo indietro e traduciamo. In principio, In principio all'inizio voleva dargli Uster uno schiaffo, uno scappellotto. Ustere è una misura, un'unità di misura e serve a dire serviva per le granaglie. Quando lo staglio Ok. era vuol dire che ce n'erano tanti, quindi dagliene, Uster vuol dire dagliene tante. Ok, grazie. Ma quando ha visto suo figlio allungato giù per terra e per giunta senza piedi, gli è dispiaciuto a Molto. Fatch molto. Ok. Molto. Mhm. Dopo averlo preso in braccio e averlo abbracciato e baciato, così tanto che non smetteva più, e intanto piangeva e gli diceva, povero bambino, come hai fatto a bruciarti i piedi? Dunque, io non lo so, ma era una notte d'inferno. Tornavo e... Tuonava, il truna. tronava. Ah. E Somelga pioveva? No, No, Somelec è il lampo, quindi lampo. lampeggiava, tuonava e lampeggiava. Ok, grazie. E io avevo fame e quindi il grillo parlante mi ha detto ti sta bene, brutto cattivo? E io gli ho detto stai attento a non farmi arrabbiare. E lui ha detto sei una testa di legno, sei uno stupido. E io gli ho lanciato il martello e lui è morto, ma la colpa è sua perché io non volevo ucciderlo. Infatti ho messo su una pignata sulla Sender Colda, sulla cenere fredda. Calda, perché? Calda, certo, colda, inglese. Ma il pulcino è scappato fuori, è uscito di casa e ha detto Stia bene. stia bene e porgo i miei saluti alla gente di casa. Ai suoi di casa. Perfetto, bravissimo. Chi eri tu? Edoardo. Ah, perfetto. Bene, Edoardo, benissimo. Avanti, qualcun altro. Intanto me crescia la fame. Chi è che va avanti? Vado io. Chiara. Ehi, buonasera. Buonasera. E intanto me cresia la fam, i se che il vegeto con la breta de noc, la dervit la finestra e m'ha dic, met che sota il tuo capel e me tot imbrobet, perché circa il pa le mie vergogna, ne? So tornata a casa e siccome gay sempre fam, ho mettiti pe frecce in palcec, sulla colderina in pesa e dopo si veria che tata Non c'è la dieresi, c'è un accento. Dopo che boh. E dopo si veria che tata tata e era Brusacci. Ma qua non dice basta lei. Adesso avanti ancora. Ma me la fam che l'ho sempre e pe io più. Bene. Torniamo. Allora, da dove ero partita? La colpa è tua, perché io non volevo ucciderlo. Qua. Intanto mi cresceva la fame, va bene, come vuole, come vuole.
No, non ho capito, perdono. Dove? Va bene, dove vuole lei. Intanto mi cresceva la fame. Ah, intanto mi cresceva la fame. Sì. E Così, chi così sera, che quel vecchietto col cappello da notte, con la berretta della notte, ha aperto la finestra e mi ha detto: mettiti sotto al tuo cappello. metti qui sotto il tuo cappello. Perdona che non ho sentito bene? Metti qui sotto il tuo cappello. Ah, ok, grazie. Qui sotto il tuo cappello. E io, tutto bagnato, Va? perché a cercare il pane non c'è vergogna, vero? Mm? Sono tornato a casa subito e siccome che che avevo sempre fame, ho Sempre messo i piedi freddi, ah, oddio, e impilati, inzaccherati. inzaccherati sotto la copertina No? accesa, no, la scaldina, Caldaia pardon, accesa. accesa. E poi sei arrivato tu, papà, Mm? e erano bruciati. Ma io? E io ho sempre fame e non ho più i piedi. Perfetto. E i piedi non li ho. Benissimo. Eh. Qualcun altro sta davanti. Posso provarci? Chi sei? Lucia da Bergamo. Benissimo, Lucia Bergamo. El poer Giopì zoa pians e a cridata fort che la sentian fino a Borcanal. Gepetto, de tutta sta storia, l'era capit doba che so Giopì alghera una fam santissima, la tira fo tripir della gaiofa e ghiadac e entata al ghedisia che le tre piröle che saessi stac la me piatanza, Pitanza. ma ti piatanza, ma ti don tera, che i te faghe pro. Se lif prope chi mange, ve toccherà tum via la pel. Pedale. Pelare, cioè pelarle. Pelale. Ah. De fapo, avrei mai credit che te fedesse ti sei dedicat de bocca. A sto mon, caro ol mescet, le mei usas a mangiare de tot perché le mia sempre festa, no? Benissimo. Ne? Torna Andrea. Turno Andrea. E poi Giuseppe. E il povero Gioppino, suo pianse, si è messo a piangere e a urlare, gridare e piangere urlando, tanto forte che lo sentivano fino in Borgo Canale. Geppetto, che di tutta la storia aveva capito solo che il suo Gioppino aveva una fame santa, ha tolto dalla tasca 3 pere e gliele ha date e intanto gli diceva: queste 3 pere che sarebbero state la mia cena te le do volentieri e che ti facciano piacere, che ti diano beneficio. Che facciano beneficio. Ma se volete proprio che le mangi, vi toccherà pelarmele. Togliermi la pelle. Pelarmele perché non avrei mai creduto che tu fossi così delicato di bocca. In questo mondo, caro il mio bambino, è meglio abituarsi a mangiare di tutto perché non è sempre festa. Vero? Perfetto. Qualcun altro? La sarai se sensoter, caro il metata. Chi va avanti? Ma io potrei... Chi sei che non ti sento bene? Io non so perché non riesco a entrare in collegamento. Vorrei anch'io intervenire, ma sono Narciso Foglia. Benissimo. Ma e non riesci a vedere? No, io ti vedo, a parte il fatto che ti vedo un po' con, appena sopra gli occhi, perché
sei avanti con la telecamera, non lo so. Ah, bene, va bene. Ecco, esatto. Meglio. Va bene, ma il testo lo vedi? No, non lo vedo, quello che... Non riesci a vedere il testo? No, non so se ho schiacciato qualcosa Sì. che non avrei dovuto fare. Porco cane, mi dispiace, non so come aiutarti. Vabbè, comunque intanto vi sento, ho tribulato le prime 2 lezioni perché non riuscivo a connettermi. Adesso finalmente sono riuscito, ma ancora queste piccole difficoltà. La prossima volta avrei piacere di intervenire. Va benissimo, va benissimo. Intanto qualcun altro. Va bene, dai. Ho notato che stasera siamo in 54 collegati alla lezione. È un bellissimo numero, perfetto. Qualcun altro, dai, grazie. Va bene, alla prossima allora. Alla prossima. Buona serata, grazie a tutti. Grazie anche a lei. Qualcun altro? Io mi offro, sono Alessandro, però sono in strada e quindi ci proviamo. Dovrei riuscire a far tutto, se mi sentite faccio volentieri. Certo, ma come fa sulla strada a leggere? Perché con gli auricolari e stavo andando al lavoro e quindi mi sentivo. Va bene, perfetto. Da dove? Quindi proviamo, dai. Allora sarai se sensote, Carol Metata. Ma me, vede mia soffrire a fredda mia pelata. E Geppetto, cadde stasera il portelì, armato di santa pazienza, e la stifire. Ma la mia betaviaire, via la sade, in cantine alla tavola. Bravo, che bravo. Quando Pinocchio l'ha mangiato primpir, faccio per betaviare che ma il Geppetto l'ha fermato. Das il che, potreste in bu, porta a me, non mi è intenzione di mangiarne, ma se è risultato giù qui. Aspetta mai sai, i setrici, i tricaeci, e stai mettici sulla tavola insieme ai ruschi. Dopo dei finiti i tripir, Pinocchio l'ha sbadigliato e si è mettito a carignare. Ma me, come fa? Porta, ma me, io ne gota di danne. Proprio ne gota del tutto. Anche se resche chi stu e che le tradeschi che porta, se che ne godote e se metti a sgagnare. Basta. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Ok. Ecco qua. La sarai sotto, Carol Metata, è più sotto. Siamo partiti. La sarai sarà così senz'altro, caro mio papà. Ma io non la posso proprio soffrire la frutta non pelata. E Geppetto allora ha tirato fuori dalla tasca un coltellino, armato di santa pazienza, ha pelato questi peri. Ma non ha buttato via le bucce, le ha lasciate in un angolino del tavolo. Quando Pinocchio ha mangiato il primo, stava per buttare via? Ci sei ancora? L'abbiamo perso, mi sa. Ah, l'abbiamo perso, peccato. Qualcun altro? Vada avanti, qualcun altro. Professoressa, mi sente? Qualcun altro? Io sento una vocina piccola piccola. Chi è? Professoressa, sono Ines Velotti, ma mi sente? La sento malissimo. Piano piano. Sono ritornato. Ah, bravo. Allora, chiedo Ines, la sentiamo dopo. Allora. Bentornato Alessandro. Bene. Eccomi. E quindi lascialo qui che potrebbe venire buono. Ascolta, ma io non ho intenzione di mangiarla. Si è rivoltato. Non si può mai sapere. Così i 3 torsoli sono stati messi sulla tavola insieme con le bucce. Dopo di aver finito le 3 pere, Pinocchio ha sbadigliato e si è messo piagnucolare. Si è messo a rognare, a piagnucolare.
ma io c'ho ancora fame. Ma io non ho più niente da darti, ma proprio niente del tutto. Ci sarebbero questi 3 pezzi e queste 3 bucce qua. D'altronde, se non c'è nient'altro, e si è messo dietro a mozzicarlo. Morderne uno. Benissimo. Qualcuno che va avanti? La signora Ines che ho stoppato sul nascere? Sì, sì, professoressa. Brava, dai. Allora, ise udrea aloter, la faccio fuori in 2 momenti, trica e poi ai 3 rosche. Rosche. Dopo, quando le staccio pie, la dice tutto contenta. Adesso è che sto bene. E vest che ghere su me, de dit che scetch i gamia de usas so trop is fius senza mai che il può capitare in della età. Brava, fermiamoci. Così uno dietro l'altro li ha fatti fuori in un momento i 3 torsoli e le 3 bucce. Dopo, quando è stato pieno, ha detto tutto contento, adesso sì che sto bene. E visto che hai visto che avevo ragione io di dirti che i bambini non devono essere troppo schizzinosi, schizzinosi, non si sa mai, quel che può capitare nella vita. Perfetto, benissimo. Perché non ti piace Matteo Rota, schifiltosi? Mai sentito. Sì. Bene, qualcun altro? Quella che continua a chiedere del gaelico. Sì. Qualcuno dice che Gaiofa si trova anche in gaelico e vuol dire ventoso. Purtroppo io non conosco il gaelico, ma può essere che venga da lì. Può darsi, non lo so, non lo conosco, però ci crediamo assolutamente. Avanti, qualcun altro. Geppetto, fai i piedi nuovi al gioppino. Dai, qualcuno? Posso andare io? Certo, chi sei? Chiara. Chiara, benissimo Chiara, vai. Da proprio l'introduzione o dal burattino? Va bene l'introduzione, Geppetto che fa se? Geppetto che fa 6 penef, alza giù P e il che per comprare il silabare. Andate più piano ragazzi, perché volate come il vento, pianino. Dai, o il burattini? Il burattino, dopo che la scondi la fam, l'attacca pianzeta perché il biglietto è penef. Piano! Ok. O il Geppetto però per castigarle la sa pianza per mezza giornata e dopo il gadic. Perché Gabriele de fa sui penef? Per vedere forse a scappare tra volta? Ok. No, tata, vi promette che a partire in che farò il SAE. Tu ci scecce, l'ha rispondito il Geppetto. E disse se quando il vuol vergota. Ma me vi promette che andrò a scuola, studierò e imparerò bene. Tu ci scecce, la disse. Ma a me so differenti oter. Ma il più bravo di tutti, di che sempre lei... La cor. Me sono il più bravo di tutti. Io sono il più bravo. Di che sempre l'erità e vi promette tata che sarà la vostra consolazione quando sarà diventato più ecciamò. Basta, ferma lì, torniamo indietro. Geppetto gli ha fatto i piedi nuovi al suo gioppino e vende il suo giacchetto per comprargli il sillabario. Va bene.
Il burattino, dopo che ha fatto i conti con la fame, ha iniziato a piangere perché voleva i piedi nuovi. Geppetto, però, per castigarlo, l'ha lasciato piangere per mezza giornata e dopo gli ha detto: perché dovrei farti i piedi nuovi? Per vederti forse scappare un'altra volta? No, papà, vi prometto che a partire da oggi farò il bravo. Tutti i bambini, ha risposto Geppetto, dicono così quando vogliono qualcosa, ma vi prometto che andrò a scuola, studierò e imparerò bene. Tutti i bambini lo dicono, ma io sono diverso dagli altri, io sono il più bravo di tutti. Dico sempre la verità e vi prometto, papà, sarò la vostra consolazione quando sarete diventato ancora più vecchio. Bravissima, bravissima. Di dove sei tu? Almeno San Salvatore. Sei qui o chiami da qualche altro posto? No, io sto studiando a Fermo e sono in compagnia con una ragazza di Torino che è in corso con me, non sta capendo niente. Comunque lo parli bene il bergamasco, bravissima. Grazie. Bene, un po' troppo veloce nella lettura, ma benissimo. Ma siete bravi tutti, ma ragazzi, ma siete veramente, veramente bravi. Io sono ammirata dalla vostra, prima di tutto, costanza e poi dalla bravura che avete, ma tutti quanti, davvero. Qualcun altro che vada avanti, dai, che facciamo ancora una frase o due. Geppetto che a Cassibè che il verrà sparire Röstek. Se non vuole farlo nessun altro, posso offrirmi ancora io? Madonna, certo, chi sei? Io sono sempre Lucia. Brava Lucia, via. Geppetto che a Cassibè... No, sento qualcosa sotto. Anch'io. Sento qualcosa sotto. Posso? Sì, dai, Lucia va bene. Geppetto che a Cassibè verrà Paris Röstek Aled Aed o so Pinocchio con sati se il geregnito magù la dice sönegota e ciapati di mai son arnes e dubei toccai de legna secca al semeti dre a faga sui pe ge passat gna önura e i pesti i erasamo pronch dubai pesti svelch e nervus che i paria stac fai se du tiadur, il tiadur. Un tagliatore. Ecco. Allora il Geppetto al gadic al soschet, adesso sera iegi. E dat che il Giopil fa a paride dormì, con du tantini de cola, gia tacasse al suo posto, talmente che svedia gna la zonta. Benissimo, si fermi qui, grazie signora. Ok, Qui ma può darmi del tuo, Allora, grazie. Qualcuno mi dice che scudit non vuol dire fare i conti con la fame, ma averla soddisfatta. Per la verità, scudì, per esempio, quando noi diciamo un do scut, vuol dire che voglio mettere in pari i conti col padrone. Quindi va bene fare i conti con la fame, certo, soddisfarla senza dubbio, ma pareggiare, non fare i conti, ma pareggiare i conti con la fame. Ecco, si può usare anche così, soddisfare la fame. Benissimo, torniamo indietro. Signora Lucia, via. Devo tradurre? Brava, certo. Ecco. Domanda, Geppetto che a Cassibè. Aiuto. Sebbene. Perché sebbene volesse sembrare sebbene Geppetto volesse sembrare rustico, sì, certo, rustico, vedere il suo Pinocchio conciato in quella maniera gli era venuto un problema, o il magù gli era dispiaciuto. Certo. E non ha detto niente, ha preso i suoi arnesi, 2 bei pezzi di legna secca e si è messo a costruire i suoi piedi. Bene. Non è passata nemmeno un'ora e i piedi erano già pronti.
due bei piedi svelti, nervosi, che sembravano stati fatti da un intagliatore. Sì. Il falegname è una cosa, l'intagliatore è un'altra. Prego? Il falegname è una cosa, l'intagliatore è un'altra. E l'artista. È una professione diversa. Certo, assolutamente, Il assolutamente. tagliaduro è quello che fa magari anche i quadri di legno. Brava, le Il tarsiere. tagliatore. Tarsiere, bravissima. Ok, Sì. grazie. Volevo solo farvi notare che piedi è invece pesti vuol dire piedini. Avanti. Allora Geppetto ha detto a suo figlio: avanti Lucia. Scomparsa. Allora lo traduco io fino a dove è arrivata la signora Lucia. Allora Geppetto ha detto a suo figlio: adesso chiudi gli occhi, gli occhietti anzi. E mentre Gioppino faceva finta di dormire, con un po' di colla glieli ha attaccati al loro posto talmente bene che non si vedeva nemmeno la giuntura. Benissimo, signori, io vi saluto, il nostro incontro questa sera termina qui, ci vediamo lunedì prossimo, mi raccomando, posso chiederti? Niente, benissimo, e noi ci vediamo lunedì prossimo. Ogni tanto vedo comparire delle robe e rispondo a delle cose che non competono a me, scusatemi tanto. Ciao a tutti, buona serata. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Alla prossima. Ciao, grazie, buona serata. Alla prossima. Ciao ciao.